È rimasto. Sì, oggi penso che abbiamo realizzato insomma quello che abbiamo fatto, il peso di questa medaglia, quindi quest'oro bellissimo, e comunque la festa continua, diciamo, perché tra tante cose che ci arrivano adesso siamo molto contente, ecco. Ma sicuramente almeno io ho realizzato, diciamo, praticamente nella realtà quello che abbiamo fatto. Come diceva Giulia, stiamo iniziando a viverci anche questa nuova vita. Sicuramente è un'esperienza nuova, almeno mi sta permettendo di vivere delle cose che forse non avrei avuto la possibilità di fare, e oggi ricevere anche, esempio, le chiavi della città di Treviso è una di quelle cose straordinarie che grazie a questa medaglia oggi possiamo viverci, e abbiamo anche diciamo, l'onere e l'onore di portare avanti quelli che sono anche i valori di questi riconoscimenti. Ecco, appunto, cosa significa ricevere le chiavi della città e il rapporto con Treviso? Ma sicuramente il rapporto con Treviso, che per me è lungo circa 5 anni, che io prima i ragazzi di Treviso venivano a Udine per le Olimpiadi di Tokyo, dove ho comunque fatto bronzo sempre a squadre, e mentre poi dal 2021 mi alleno qua. È tanto, perché ho visto i ragazzi crescere, ho visto che loro hanno fatto parte anche io dico che tutte le persone che hanno condiviso con me questa medaglia, un pezzettino è loro, perché comunque gioie e dolori sono state condivise, e avere le chiavi, come ci ha detto prima il sindaco, È una grande responsabilità anche per i valori che dobbiamo incarnare come sportive verso i bambini, verso chi si approccia a questo sport, insomma questi valori che poi anche alla scherma, che sono appunto il sacrificio, la disciplina, l'amicizia, insomma sono bei valori che ci piacerà poi trasmettere, anche se è una grande responsabilità. Trasmettere anche appunto il valore della vittoria, ma anche della sconfitta. Assolutamente, anche dopo, dietro tante vittorie, però ci sono anche tante sconfitte, forse più sconfitte che vittorie, quindi io dico sempre che non bisogna mollare, bisogna sacrificarsi e portare avanti i propri sogni e i propri progetti. Anche Mara Navarria appunto si perde più che si vince. Si perde più che si vince, l'ho detto prima, però si migliora ogni giorno, ci si rialza in maniera diversa, si chiede aiuto, si crea una rete diversa di team. Io ho un team che è cambiato diverse volte durante la mia carriera sportiva, ma non solo, ma anche familiare, e quindi bisogna farsi aiutare, anzi coinvolgere più persone che condividono l'obiettivo, e l'obiettivo si riesce a raggiungere in maniera più serena. La scherma italiana insomma rimane la fabbrica di medaglie dello sport azzurro. Questo sì, Sì, sicuramente. sicuramente è tradizione tanta, comunque ci sono tantissime medaglie ogni Olimpiade, e vuol dire che stiamo lavorando bene, che siamo sulla strada giusta e che le palestre in Italia funzionano. E allora, visto che abbiamo toccato il tema, il futuro di Giulia Rizzi è proiettato. Per me ci sarà ancora della scherma, infatti mi piacerebbe continuare fino a Los Angeles 2028, quindi io continuerò per altri 4 anni. Qui a Treviso, alla scherma di Scherma Treviso, e sono molto contenta di continuare il mio percorso qui, insomma. Mara Navarria invece? Ma innanzitutto che vabbè, a Treviso c'è già stata una medaglia olimpica, quella di Matteo Tagliariol, schermatore Geslau, che comunque è una società che fa sempre più numeri, spada e fioretto, quindi 2 discipline. E poi soprattutto una cosa che mi ha colpito da subito in questa palestra: ci sono diverse fasce d'età, anzi c'è un gruppo master, che master si è nella scherma dopo 25 anni, quindi master non vuol dire ultracentenari, ma anzi c'è un movimento molto bello, quindi si può praticare attività sportiva 2 volte alla settimana, ma la palestra è aperta veramente tutti i giorni, c'è una disponibilità anche di istruttori veramente positiva, questo sicuramente. E qua sarà anche per me il mio futuro. Innanzitutto io arriverò ai Campionati Italiani a giugno con il mio gruppo sportivo L'Esercito, allenandomi qua, e poi vedremo in futuro che cosa riserverà. Mi devo prendere ancora un po' di tempo per capire su come procedere, cosa fare. Grazie a me, forse per fortuna ho studiato, sono tecnico di scherma, sono laureata, quindi scienze motorie, quindi marketing e management dello sport, ho possibilità di scegliere, quindi vedremo, non lo so. Andrò in vacanza a ottobre. Un altro passo, un altro lato della pedana. Ecco. Ma io spero di esserci a Los Angeles con un altro ruolo.